Amici della Wii Sport, ben ritrovati con il campionato dei giovanissimi regionali per la 21esima giornata del Girone C. Siamo alla Garde Sportivi Mili per raccontarvi di Città di Messina Catania San Pio, una partita viziata e come condizionata dalle pessime condizioni atmosferiche sul Garden di Mili, una partita che ha messo in difficoltà anche le nostre attrezzature, anche le nostre telecamere, come potete vedere dalle immagini che vi proponiamo. Andiamo a vedere i 22 che scenderanno in campo e partiamo dai padroni di casa che schierano Frisone, Spadaro D'Angelo, Panetta, Venuti, Gugliandolo, Majorana, Scarfi, Fiumara, Galletta e Gemellaro. Dall'altra parte risponde Mister Lanza del Catania San Pio con Caponnetto, Sciuto, Tomasello, Carbone, Ferrarotti, Di Perna, Sciuto, Denis, Spiteri, Drago, Milazzo e Platania. Maglia rossa a inserti blu, calzettoni bianchi per il Città di Messina, invece tenuta orange a calzoncini blu per la formazione del Catania San Pio. Due squadre divise da 2 punti in classifica. A 28 infatti c'è il Città di Messina, a 26 il Catania San Pio. Nella prima frazione è subito il Città di Messina ad attaccare, c'è questo cross effettuato da Giuseppe Scarfi, il pallone sul secondo pallone, preda di nessun compagno, ancora il Città con Venuti che guadagna il pallone, ci prova a lanciare qualcuno in verticale, il pallone però arriva tra le braccia di Caponnetto, nulla da fare e allora il Catania San Pio a provare la prima occasione offensiva, pallone in verticale, c'è l'uscita sicura da parte di Gaetano Frisone, il classe 2003 fa sulla sfera, poi calcio di punizione per il Città di Messina, finta da parte di Gemellaro, ci va Venuti, il suo destro è potente ma non inquadra lo specchio della porta. Un primo tempo, come detto, condizionato assolutamente dalle pessime condizioni del Garden di Mili. Finirà di lì a poco la prima frazione, il direttore di gara dà il duplice fischio, ovviamente è 0-0, il forte vento condiziona qualunque tipo di giocata da parte dei 22 in campo. Mister Fiumara e Mister Lanza dovranno cercare il bandolo della matassa nella seconda frazione, anche se sembra davvero difficile a conti fatti. Nella seconda parte di gara parte meglio il Città di Messina, che sembra averne di più comunque per tutta la partita. Venuti prova qualcosa a metà fra un lancio e un tiro, il pallone va sballato alle stelle, ancora il Città di Messina che qui approfitta di un'incertezza difensiva da parte del Catania San Pio. Il pallone viene recuperato da Roberto Majorana che però viene anticipato sul più bello. C'è un cambio per Mister Fiumare, infatti entra Auliera ed esce Maceli, non al meglio il giocatore del Città di Messina quest'oggi. Abbiamo visto una parata di Caponnetto, ancora cambi per il Città di Messina, esce anche Manuel Gemellaro per far posto a un compagno, un'occasione ghiotta dall'altra parte c'è il Catania San Pio, difende perfettamente però in questo caso Emanuele Spadaro per favorire l'uscita di Gaetano Frisone. Di lì a poco triplice fischio, pochissime emozioni, pochissimo gioco alle Garde Sportivi Mili per questo Città di Messina Catania San Pio. Noi vi lasciamo con queste immagini, amici della Wii Sport, e con la solita domanda: sarebbe sempre giusto far giocare due squadre con una condizione atmosferica del genere? Un cordiale saluto e alla prossima.